nuovi strumenti finanziari e assicurativi per affrontare la sfida dei mercati e per difendere i patrimoni. Se ne è parlato a Verona nella sede della Camera di Commercio in una serata organizzata da Banca di Verona alla presenza del mondo produttivo, delle categorie economiche, della politica e dell'informazione, con ospiti e relatori autorevoli. Banca di Verona da un po' di anni, almeno da una decina d'anni, ha scelto di investire in maniera molto forte con il sistema delle imprese e questo è un aspetto che noi riteniamo che con la partenza del gruppo bancario riusciremo a rafforzare e saremo ancora più incisivi e saremo in grado di offrire una gamma di servizi ancora più ampia. Lato persone, che possono essere anche imprenditori ovviamente, ma quando li guardiamo in un'ottica più familiare e personale, Banca di Verona con stasera avvia un progetto di supporto e di consulenza finanziaria a 360 gradi, quindi non soltanto prodotti finanziari ma anche prodotti assicurativi a copertura del patrimonio e perché no aiutare i nostri clienti, aiutarli laddove servono anche interventi professionali, pensiamo a un notaio per esempio nelle gestioni successorie o nel preparare i passaggi generazionali. In Veneto la ricchezza totale delle famiglie è quasi di 900 miliardi di euro e di questi quasi 400 miliardi sono investiti in attività finanziarie, un terzo in liquidità e il resto in immobili. Pesa l'incertezza dovuta alla volatilità dei mercati, al debito sovrano, alla situazione politica e normativa. Difendere il patrimonio faticosamente costruito o ereditato diventa quindi strategico in uno scenario socio-economico profondamente mutato, in cui i fattori di rischio e pertanto la previdenza devono essere valutati attentamente. Meglio pensarci per tempo, con preparazione, conoscenze specifiche, consapevolezza e con il supporto e la consulenza del partner giusto. Quindi ci vuole un partner finanziario che sia preparato, corretto, che sia davvero partner, non un venditore di prodotti a catalogo. Ed ecco che le nostre banche di credito cooperativo possono scendere in campo in maniera importante per aiutare famiglie, imprese che hanno accumulato anche disponibilità non così elevate come si possa pensare molto spesso a non soltanto investirle per una rendita, ma a gestirle, a coprirle patrimonialmente in un'ottica futura. Nel risparmio non va cercato solo il rendimento, ma ciò che va fatto è gestire meglio il rischio. L'Italia non è tra i paesi virtuosi in tema di assicurazione contro i rischi e la strada, anche dal punto di vista culturale, è ancora tutta in salita. Come ce lo spieghiamo questa poca propensione ad assicurarsi? Ma è una mistura di mancanza di pianificazione finanziaria da parte degli italiani, da un lato, forse un po' di fatalismo, forse anche una cattiva percezione del rischio. Credo però che il denominatore comune sia proprio la mancanza di una cultura assicurativa. Se una persona non conosce i rischi cui è esposto, non sente nemmeno il bisogno di coprirli con delle soluzioni assicurative. Tuttavia molto si può fare oggi, anche sulla scia emozionale determinata dai recenti eventi catastrofali. Le coperture assicurative per il rischio terremoti, alluvioni, inondazioni sono oggi prodotte a disposizione di famiglie e aziende. Anche queste sono coperture che costano relativamente poco, sono delle estensioni di garanzia di una polizza incendio che copre la casa o che copre il fabbricato o l'impresa. Costano relativamente poco ma danno una protezione enorme nel caso in cui arrivi un evento che di solito è un evento di bassa probabilità ma quando arriva fa veramente molto male. La serata di questa sera ha fatto conoscere ai veronesi alcune tematiche importanti legate alla protezione del risparmio. Ecco, che idea si è fatto? Beh, credo che innanzitutto un concetto molto importante sia sicuramente l'educazione finanziaria, perché è fondamentale capire le complessità, le dinamiche, l'incertezza del mercato del risparmio, ma del mercato mondiale, della geopolitica, e anche per comprendere quelli che sono tutti gli strumenti, che sono veramente innumerevoli, bancari e assicurativi, per poter cogliere opportunità di investimento e necessità di protezione da diversi rischi. Di cosa hanno bisogno le famiglie e le imprese veronesi sul versante finanziario e assicurativo? Certezza. Il consulente deve essere un amico. Per un imprenditore è importante relazionarsi con una banca di territorio?
Sicuramente, perché hai un punto di riferimento, dà delle informazioni, ci dà dei consigli utili.